Start dai piani d'Erna, destinazione rifugio Marchetto. Qui giriamo a destra. Tendiamo a sinistra. La segnaletica è nuova e ben fatta. A questo bivio tendiamo a sinistra. Proseguiamo dritti. E qui continuiamo a destra. Un tratto ripido. Qui al bivio delle Tisane giriamo a sinistra. Senza tisane. Oh. Occhio al dirupo. Ed eccoci in circa 50 minuti arrivati al rifugio Stoppani. Adesso noi proseguiamo oltre per i piani d'Erna. Continuiamo per i piani d'Erna. Il sentiero prosegue pianeggiante. Qui le pendenze sono simili al primo tratto. Si prosegue in costante salita. Inizia un altro tratto ripido. Quasi arrivati ai piani d'Erna. Proseguiamo dritti. Seguiamo la scaletta a sinistra. Eccoci arrivati ai piani d'Erna. Adesso proseguiamo verso il rifugio Marchetto. Wow! Rifugio Marchetto, quasi arrivati. Si seguono in discesa le indicazioni per la bocca d'Erna. Proseguiamo dritti. Proseguiamo dritti per il rifugio Marchetto. A lontananza il rifugio Marchetto. Oh, eccoci arrivati al piccolo borgo e al rifugio Marchetto. Sì. Eccolo il rifugio Marchetto. Marchetto. Bello. Bel posto. E vai, va. Proseguiamo oltre il borgo. Eccoci arrivati alla cappella del piccolo borgo.
qui si può proseguire e scendere per il passo del cammello, che è piuttosto impegnativo. Rientriamo al rifugio. E allora, signorina Bavi, cosa ne pensi di questa escursione al rifugio Marchetto? Ma diciamo che la fatica poi ripaga il panorama, perché l'ultimo pezzo, gli ultimi 3/4 d'ora sono molto ripidi e in più, essendo dentro il bosco, è molto fangoso e scivoloso, quindi io vi consiglio anche di portarvi dietro i bastoncini per le escursioni, così fate meno fatica. Poi su, peccato oggi per questa giornata un po' nebbiosa, perché sarebbe bellissimo, un bel verde, ci sono le varie baite, ristoranti, c'è il piccolo borgo da visitare insieme alla chiesetta, quindi si può passare una bellissima giornata qui anche con i bambini. C'è anche la funivia che porta su, quindi chi non vuol far fatica alle escursioni di 2 ore viene su con la funivia e si gode la giornata. Esatto, quindi venite ai Piani d'Erna. Scusa. Ai Piani d'Erna venite assolutamente! Ciao Mandy! Entriamo dello stesso percorso d'andata. Ecco che finalmente fa capolino il Pizzo d'Erna. Eccoci tornati alla bocchetta d'Erna. Brava Barbara, anche stavolta ce l'hai fatta. E vai. Questa è un'altra alternativa casomai per scendere giù al parcheggio, ma non l'abbiamo fatto, però ci siamo accorti che un signore col cane bianco, che era bellissimo, col cagnolone bianco, e ha fatto il percorso alternativo, è arrivato un 5 minuti prima di noi. E dai Barbara, la prossima volta Pizzo d'Erna, però prendiamo la funivia. E vai. No.